Una serata ad alta tensione, quella vissuta ieri sera a Schio, in cui a fare da contraltare alla passeggiata per la sicurezza preannunciata qualche giorno fa dagli attivisti di Forza Nuova nelle vie del centro storico per sollecitare l'attenzione sul tema sicurezza, cui hanno aderito una trentina di persone, si è contrapposta una manifestazione autorizzata in forma statica di Centro Sociale Arcadia e Ampi, che secondo le stime delle forze dell'ordine avrebbe raccolto la partecipazione di circa 300 aderenti, scesi in piazza per opporsi alla stessa presenza degli esponenti di Forza Nuova in città. Questa opposizione, che è del tutto legittimo come manifestarla verbalmente, chiaramente attraverso quindi una pacifica dimostrazione di dissenso, si è rapidamente trasformata in un tentativo di venire a contatto con questi esponenti di Forza Nuova. Chiaramente sul mio ordine le forze di polizia erano schierate per impedire che vi fossero disordini. A un certo momento si è reso necessario chiaramente reagire a questo tentativo violento di venire a contatto con gli esponenti di Forza Nuova. Grande il dispiegamento di forze tra carabinieri, polizia locale, polizia di Stato, dapprima intervenuti con gli idranti. 4 gli agenti rimasti contusi. Inizialmente si è tentato di contenerli attraverso l'uso dell'idrante, così non è bastato, hanno continuato a venire avanti, sono entrati a contatto con il reparto, hanno lanciato diversi oggetti contundenti, quindi insomma si sono resi particolarmente aggressivi, violenti, violando logicamente la legge, commettendo reati. Intanto sono in corso gli accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Certamente la Digos riferirà alla Procura di tutta l'attività che verrà svolta per individuare tutti coloro che si sono resi responsabili di reati e perché questi vengano logicamente sottoposti all'azione penale.